Ehi amici, allora voi sapete che io video contro la Juve non li faccio più perché non ci riguarda. Noi cerchiamo di pensare ai cazzi nostri, che sono cose importanti. Tra l'altro, notizie dell'ultima ora: Demme pare che abbia avuto un attacco influenzale e quindi siamo in emergenza assoluta a centrocampo. Probabilmente dovrà giocare Lobotka centrale e non c'è Fabian, e speriamo che recuperi Allan, altrimenti sarà probabilmente Zielinski, Lobotka, Elmas probabilmente, ma si vedrà domani. Però mi sembra doveroso fare un chiarimento sulla questione dei rigori, perché adesso se ne sta adesso commisso dall'alto della sua ingenuità quasi. Tra l'altro un ex pare che fosse tifoso della Juve, perché da calabrese poi fuori Italia arrivavano immagini della famosa Italia. Mi ricordava mio cugino che l'Italia era piena di giocatori juventini e quindi lui era come si dice, simpatizzante insomma della Juventus, e poi fa le dichiarazioni adesso perché dice che li aiutate a fare un discorso che noi facciamo da anni. Sono già forti, non hanno bisogno degli aiuti, ma io poi ho negli anni cambiato idea. Io dico che senza gli aiuti, col cazzo che facevano tutti quei punti di vantaggio che nell'ambito, poi nel corso del campionato, gli danno quella tranquillità di affrontare le partite, perché poi la testa. Allora, se tu sai che prima o poi, se butti la palla al centro dell'area, qualche rigore ti arriva, e se invece in difesa sai che puoi bene o male fare quello che vuoi e magari non arriva, è logico che giochi in un'altra maniera, sei più forte, gli avversari sono più in soggezione, eccetera eccetera. Ma la sfortuna di questi qua è che c'è sempre un episodio molto vicino, non c'è bisogno nemmeno di tornare negli annali del calcio, e tra l'altro oggi si può fare perché c'è YouTube, ci sono spesso, per fortuna c'è Gerardo Marino che tiene conto di una serie di cose, e noi non facciamo dossier perché noi non ci riguarda. Adesso tocca all'Inter, tocca alla Lazio incazzarsi e farsi il fegato amaro. Facciamo un po' di chiarezza, vi va? Allora, per quanto riguarda il fallo di mano perché dico il fallo di mano del giocatore della Fiorentina, Pezzeglia. Ok, tu dici che giustamente aumenta il volume del quando quello si sta girando proprio per toglierlo. Vabbè, l'episodio in se stesso può sempre generare discussione, ma tu nel doppio episodio non è che poi da voi succede sempre in un modo e contro di voi succede sempre nell'altro, perché lo stesso identico movimento lo fa De Ligt nella partita contro il Torino. Per esempio Gennaro qua fa vedere, giustamente perché è più fresco, fa vedere le immagini. Io non avrei nemmeno bisogno di farvele vedere le immagini perché ormai le avete viste più o meno tutte quante. Insomma, lui fa questo movimento per togliere la mano e lo prende. Allora, prima cosa da sottolineare è che nella traiettoria c'è Rabiot. C'è Rabiot che è in fuorigioco, tra l'altro. Non credo si possa considerare passivo perché è nella traiettoria, quindi anche la visuale del portiere è evidentemente compromessa. Se non prendeva il braccio del giocatore fiorentino, prendeva Rabiot probabilmente. Ma al di là di questo, lo stesso episodio avviene in Torino-Juve, rigore, o forse Juventus-Torino. De Ligt, basta scrivere De Ligt, credo che esca. Vedi, quando tu fai vedere questa cosa qua, lui cerca di togliere la mano, giusto? È la stessissima cosa, ma è evidente che il braccio aumenti il volume del corpo. È una cosa congrua, è un movimento congruo, a me non mi interessa. Se questo qua tu decidi che non è rigore, quello della Fiorentina non è rigore. E la stessa cosa si può dire col tocco di mano di Quadrato contro di noi. Non è piangere, dovete smetterla di dire che piangiamo, siamo allegri, non ci sono lacrime sul mio viso. È la chiarezza, è il stabilire che da una parte magari il dubbio, magari andiamo a vedere il VAR, magari ve lo diamo, e dall'altra invece insomma. E soprattutto, per quanto io possa accettare, tra virgolette, che il sistema arbitrale è a paga, è a libro paga,
di certe società. I giornalisti, basta. Voi siete la rovina proprio veramente del sistema calcio italiano, perché quando succede una cosa a favore della Juve cominciate a scatenarvi, a cercare le giustificazioni più assurde, più assolute. Ricordiamo sempre l'intenzione del fallo. Quando invece succede dall'altra parte, ma poi succede, non c'è malafede. E liquidate sempre così. Allora è per questo che tu dici che la gente non va allo stadio, la gente si è un po' stufata. Questo è. Per quanto riguarda invece il secondo rigore, è facile fare il confronto con quello che è successo. Non so nemmeno contro chi stava giocando l'Inter, perché non mi riguarda, non ci stiamo giocando lo scudetto. Ma questo intervento, dove lui si frappone tra avversario e palla, è uguale a questo qua. Anzi, questo qua mi sembra pure un pochino di più spallata, perché si ferma proprio il giocatore dell'avversario dell'Inter, mentre dall'altra parte lui sta correndo verso il pallone e quindi, vedi, corre verso il pallone, non si mette in ostruzione. Quindi se questo qua è rigore, quello dell'Inter era molto più rigore. E invece qui non ci sono dubbi, si assegna, e quello dell'Inter no. Premesso che non si piange, premesso che a noi non ci interessa, perché non ci interessa. Quindi io sono un tifoso del Napoli, a me di difendere l'Inter o la Lazio non mi interessa, anzi forse è meglio che continui a vincere la Juve da parte di un napoletano, perché farebbe male che poi appena succede un minimo di rivoluzione economica la Juve perde e vince l'Inter. Non vinciamo noi che siamo stati là vicino per tanti anni, quindi va bene pure che continuano a vincere loro, però non mi venite a dire che sono più forti e che non hanno bisogno. Non sono d'accordo con Commisso, non sono più forti, ce l'hanno bisogno dell'aiutino, perché altrimenti non vincerebbero, non farebbero i punti di distacco che servono poi a essere tranquilli ad affrontare la Champions League quando si entra nel vivo, e non vincerebbero con questa tranquillità, dovrebbero sudarsela. E anche quelli che dicevano ma Ronaldo che se l'hanno accattata a fare. Ronaldo, senza Ronaldo la Juve gli ultimi 2 scudetti non li vinceva, credetemi a me. Quindi da New York, Valerio Fluido, è tutto. Noi ci dobbiamo concentrare sui cazzi nostri, e paradossalmente guardate che la Champions non è lontanissima. Sono molte squadre, sono troppe squadre, è difficile crederci, ma se i giocatori ci credono, sono 9 punti alla fine. E dato che c'è molta inconsistenza, c'è molta, come si dice, discontinuità dalle squadre che stanno lottando per la Champions League, che il Napoli ha il diritto di provarci e di crederci fino alla fine. Se almeno gli infortuni, le cose, i nuovi acquisti entrano in forma. Adesso dovrebbe essere tornato Koulibaly, Mertens, speriamo bene. Sono, non dico fiducioso, ma una speranzella almeno diamocela. Vi abbraccio e forza Napoli sempre. E questi qua si giudicano da soli. Adesso voi scrivete quello che volete voi nei commenti, veramente mi interessa poco. Ma la storia, la famosa storia, ma se tu sei più forte anche degli arbitri, ma ha pigliato un credo che una menzione speciale vada al signor Miralem Pjanic per questa invenzione geniale. Ma che altro, noi diamo gli Oscar a Joaquin Phoenix, ma qua ragazzi, questa è di un livello. E pare siano andati a controllare al VAR, non l'ho vista perché ricordo sempre non mi interessa, non mi riguarda, però una menzione speciale per Pjanic andava fatta, nonché per Nedved, che si permette di dire che il calcio, che la gente sa da stare zitta. Nedved, voi lo ricordate chi è Nedved, no? Nedved è stato cazzo di reagire e fare un fallo da espulsione in una partita del cuore. Perché? Perché questo Moreno, che non sa se si era nucanda, non sa niente, gli fece il tunnel e Nedved ha reagito così. Sotti si sta appiccicando con Barbarossa, che brutta cosa. Un attimo, questa dai. no. Questo no, ragazzi. Senti, Per alleggerire. Partita del cuore. È uno schifo. È gente proprio che nel DNA hanno la disonestà, hanno la slealtà, sono sleali, perché
tentano di imbrogliare gli arbitri sempre, non ci stanno a perdere, non sanno perdere, perché quando perdono poi invocano gli arbitri e dicono che immondizia, cosa. Sarri ha detto che loro hanno meritato perché hanno fatto molto possesso palla. E quindi non si deve parlare degli episodi perché hanno fatto possesso palla. La Roma, mi ricordava il mio amico Andox, ha fatto molto possesso palla contro il Sassuolo, ma ha perso 4-2. Il possesso palla ce l'avete insegnato voi giornalisti che non serve per giustificare le vittorie, è fine a se stesso quando Sarri era da noi, adesso invece va bene per giustificare che uno ha meritato. Va benissimo, questa era una menzione speciale. Auguriamo a Piccinini una buona carriera su Twitter perché dopo la risposta che ha dato Nedved, chissà. Vi abbraccio, l'unica libertà credo sia rimasta su YouTube, poi questo potrebbe non essere vero, ma ci sono delle eccezioni qua e là. Iscrivetevi, lasciate un like, commenterete, lo so che commenterete.